mi soffermerei con voi ad analizzare alcune esperienze che avendo vissuto direttamente appunto, che sono frutto di anni di osservazione di percorsi effettuati con psicologi nella scuola. Ecco. Per cui alcune emergenze che mi pare possono essere messe in luce per aiutarci eventualmente a capire come eventualmente anche migliorare ed essere efficaci, ecco, nella nostra collaborazione. Lo diceva la collega, abbiamo 1000 alunni, magari 1000 bisogni sicuramente sono in crescita e sono stati elencati. Ci chiediamo spesso se bastano, ed è stato detto, le diagnosi e quanto questo non rischi di chiudere la partita con il singolo alunno anziché aprirla, perché a volte la diagnosi o l'etichetta che gli mettiamo diventa prevalente nel rapporto con lui rispetto a continuare a guardare veramente lui, il suo bisogno e la sua capacità. Ecco. Alcune cose adesso in questa fase iniziale le dico per flash, poi se sono in grado insomma ci aiuteremo ad addentrarci. Ecco. Tanti di questi aspetti sono parzialmente già stati detti, ma li riprendiamo un attimo. Il grande bisogno quindi sono anche quali risorse umane siamo in grado di mettere in essere, in campo, per rispondere a queste 1000 esigenze di questi alunni, e una delle problematiche che già emergeva è la continuità. Io credo tantissimo nella relazione con dei professionisti altri rispetto anche alla scuola, però ritengo che un vero cambiamento necessiti assolutamente di tempo, e già per me la durata annuale è poco. Io devo dire che per esempio per anni ho avuto uno psicologo a scuola che, provenendo dal mondo della scuola, non era un docente interno, però era un docente di un'altra scuola, mi ha permesso di bypassare per un po' il bando famoso, per cui di dare continuità, che è stata preziosissima, perché quando uno psicologo inizia una relazione, conosce una famiglia, un alunno, la scuola, anche il dirigente, le offerte che quella scuola dà, è in grado, con una continuità pluriennale, di diventare efficace, di vedere l'evolversi di una situazione, di accompagnare lo studente. È chiaro anche che comunque questo comporta per esempio anche una scelta economica, perché essere un docente, in qualche modo essere selezionato in qualità quasi di docente, fa sì che le tariffe siano un po' più basse, ed è vero anche che invece più la qualità dello psicologo magari è qualificata, riterrebbe doveroso, insomma, lo ritengo anch'io, magari un riconoscimento anche maggiore. E poi perché comunque la continuità preziosissima non è che la puoi continuare all'infinito. A un certo punto noi ci siamo posti il problema, abbiamo deciso di fare un bando. Questo ha fatto sì che di fatto venisse scelta una persona nuova e mi si ripone però il problema. È stato un rapporto efficacissimo, però desidererei la continuità, perché è come se avesse appena iniziato. Penso tutti voi, se state vivendo l'esperienza, vi accorgete come sono piccole pillole e avreste bisogno veramente di molto molto più tempo. Quindi questo pone la domanda sulle risorse materiali, perché che cosa impedisce anche? Allora, un po' abbiamo dei vincoli normativi, a volte molto teorici, molto astratti, poco aderenti alla realtà, che obbligano noi pubbliche amministrazioni a volte a procedere secondo delle direttive che sono quanto di più lontano dal vero bisogno reale, ma ci costringono dentro, come dire, canali un po' stretti. Ecco. Le risorse materiali sono molto importanti e ne va sia da quella del docente, che noi dirigenti non possiamo sceglierci e quindi lavoriamo con le risorse che abbiamo, e vorremmo poter spendere anche del denaro con libertà, ma in realtà a noi dirigenti non è data la facoltà di utilizzare in qualche modo un budget. Il budget è gestito dal Ministero e a noi è data poca libertà. Quel margine, nella mia scuola per esempio, che usiamo in tal senso, è la quota che versano i genitori in fase di iscrizione, il famoso appunto
contributo volontario che comunque costituisce una base interessante. Io se non avessi quello non potrei fare nulla perché dallo Stato non c'ho nulla, però questo mi ha permesso di proteggere per anni un pacchetto di almeno 100 ore che io sono preside da 11 anni la mia scuola ha lo psicologo per almeno 100 ore a scuola, insomma non sono tantissime rispetto al fabbisogno, però non sono neanche poche e io le pago all'inizio in collaborazione con l'amministrazione comunale perché ritenevamo assolutamente vero, e lo è tuttora, però sono cambiate anche le scelte delle amministrazioni comunali, che questo è un intervento preventivo di cui l'amministrazione comunale deve farsi carico. In realtà poi negli anni anche le amministrazioni comunali magari a volte si tirano un po' indietro, però noi scuola non ci siamo tirati indietro, ci siamo accollati la spesa tutta noi perché ci crediamo. Il punto che adesso proverò anche nelle prossime slide a sviluppare con voi è che io l'ho chiamata leadership, comunque che assunzione di responsabilità siamo in grado di assumerci l'un l'altro, perché secondo me attorno a questa parola ruota tutta la problematica per come la colgo io, ma proverò a svilupparla procedendo assieme a voi. E questa frase che mi è venuta così, ma che proverò a farvi capire, è che io vivo, l'ho messa così, un inquietante predominio della forma o della formalità, perché mi spaventa molto, a volte anche nel dialogo, comunque con gli psicologi, ma anche con altre realtà, il fatto che ognuno di noi si preoccupa di salvare la forma. Ma il punto è che la materia prima, cioè la sostanza, cioè il bambino, la sua inquietudine e il dramma che sta vivendo, a volte non siamo in grado di portarlo fino in fondo. Ecco, proverò a spiegarmi meglio. Allora, io parto dall'idea che secondo me il rischio che io vedo, che ho vissuto in questi anni, è che viviamo tutta la società civile, dei grandissimi stereotipi, per cui ci facciamo delle rappresentazioni mentali dei nostri mestieri e dei bisogni e procediamo su queste. Mi viene da dire, pensando a me stessa, così in primis, c'è forse una mia passiva connivenza, una nostra passiva connivenza, per cui alla fine ci va bene che tutto sommato le cose continuino in questo modo. E per esempio dico, io l'impressione che ho, io vivo nella scuola da moltissimi anni naturalmente, anche se sono dirigente solo da 11, ho messo alcuni degli interlocutori con cui tutti i giorni mi confronto e ho la sensazione veramente che ognuno vada per conto suo e questo secondo me è il vero punto della questione. Allora la comunità civile, nel senso di associazioni, di realtà locali così, a spot intervengono ma sempre avendo in mente il loro particolare. Vado un po' veloce perché ci sarebbe da dire molto, ma dopo casomai se ci saranno spazio per domande o insomma intanto do degli input. L'ASL, che non so mai se scrivere ASL, ULS eccetera, comunque chiamo ULS, che vive sicuramente un disagio ancora più grande a mio giudizio di quello che sta vivendo la scuola in questo momento, perché le risorse lì sono, io potrei dire sotto zero, perché se prima diceva non so, la neuropsichiatria sono in difficoltà, ma viene da dire chi l'ha visto? Io non li vedo, cioè ci offrono, se tutto va bene, un GLHO in tutto l'anno sull'alunno disabile che spesse volte non hanno mai visto. Quindi io conosco evidentemente i neuropsichiatri della mia comunità, li stimo, ma a volte vivo proprio, non ti vorrei veder morire nel giro, perché questi sono oberati di lavoro e da noi i bambini che ho inviato 15 giorni fa, 20 giorni fa hanno avuto il contatto, hanno avuto l'appuntamento a novembre. A novembre il bambino è inviato per una valutazione, quindi a novembre farà il primo appuntamento, poi non si sa quando i secondi, non si sa quando ne uscirà la relazione, non si sa quando arriverà la comunicazione alla scuola, quindi nel frattempo passerà un anno. Ecco, questo è il dato. Il Ministero è un altro pianeta, ve lo dico chiaramente, il Ministero vive in un altro pianeta, possiamo chiamarlo Marte, cioè io non so dove sia il Ministero, è in un altro pianeta, non è assolutamente con nessun nesso con la realtà reale. Noi dirigenti siamo in una solitudine totale, mi dispiace che sia uscito il nostro referente dell'ufficio scolastico territoriale, perché l'ufficio scolastico territoriale, quello di Venezia, magari quello di Padova si salva, vive in un altro pianeta assieme al Ministero e all'ufficio scolastico regionale e noi siamo per lo più implicati in trincea tutti i giorni. La famiglia si apre un mondo, non sono tutti uguali, non si può fare un discorso generale sulla famiglia,
Però è vero che in 11 anni io ho visto crescere problematiche importanti, in primis la frammentazione delle coppie e assieme a questo la fatica, il dramma, mi verrebbe da dire, del lavoro di entrambi i genitori. Vi assicuro che da donna, siamo molte donne, abbiamo visto quante psicologhe donne, poi mi chiedo, è stato un errore che noi donne lavoriamo così tanto? Vi assicuro che me lo chiedo tanto, perché ho studentesse bravissime, conosco laureate in psicologia, in giurisprudenza, in medicina, bravissime, e ogni volta che le vedo dico, povera, quanta fatica farai nella vita, perché appena, allora, non so se sia esperienza vostra, mia lo è al 300%, avere figli e lavorare tanto è veramente sfinente. Ecco, per cui la famiglia è in fatica, ha tanto bisogno di supporto, anche se ha delle risorse infinite. E secondo me non dobbiamo mai, mai, mai dimenticarlo. La famiglia ha risorse infinite e non dobbiamo mai, mai bypassarla, perché il bambino, di cui non parlo ma parlerò dopo, che è il centro di tutto sto ambaradan, ha bisogno della sua famiglia, per cui mai possiamo bypassare la famiglia. Servizi sociali, altro grande fronte, in genere, ahimè non sempre, persone comunque sensibili, preparate, limiti ridotti anche loro, alle ore 14 termina il loro servizio, chiuso. Io dico, ma c'ho il bambino alle 4 abbandonato così, chiamo il cellulare, non ti risponde nessuno, dice, ma il mio cellulare è privato? E dico, beh, anche il mio è il mio privato, non è che... Cioè, voglio dire, ma se c'è un'emergenza, non esiste, non esiste l'emergenza. Il sabato e la domenica, il servizio sociale è chiuso, la scuola è chiusa, se il bambino è maltrattato e noi siamo a rischio, siamo in pericolo, al massimo chiameremo i carabinieri, salvo che quando chiamo i carabinieri si apre un fronte che Dio ce ne scampi e liberi, perché parte una procedura per cui minimo per un anno quella famiglia sarà inviata alla procura, cioè voglio dire, ce ne sarebbe da dire, insomma, rispetto a una miopia, secondo me, dei comuni, in primis, sul taglio dei servizi sociali in questo tempo in cui viviamo. Secondo me è una miopia totale tagliare sui servizi sociali e investire su altri settori, perché il bisogno della società di oggi è di aprire invece un'attenzione sui servizi sociali, quindi non di ridurre le risorse. Poi c'è la scuola, ma non dico, perché ha già detto benissimo la collega, dei bisogni e delle difficoltà che viviamo anche noi rispetto anche alla figura, alle competenze dei nostri docenti. Ci siete voi psicologi, ma dopo declinerò quello che ho visto io nelle mie esperienze, e poi ci sono i medici, che anche loro intervengono sui minori con a volte competenze settoriali, a volte invece anche aiutandoci, perché i pediatri di base alle volte, quando io non so veramente più dove andare a battere le porte, mi rivolgo a loro e a volte trovo un aiuto. Il rischio di tutto ciò per me è che l'infanzia, che va fino almeno ai 18 anni, sia abbandonata. Io a volte ho questo grande timore, perché tutta quella gente lavora per l'infanzia, col rischio poi che il bambino non lo stia guardando nessuno. Quindi mi chiedo, ma chi è che ascolta veramente? Ecco, abbiamo già detto, deleghiamo l'ascolto allo psicologo, a Tizio, a Caio Sempronio, e comunque nel momento in cui abbiamo anche eventualmente delegato e quindi l'ascolto lo esercitate voi psicologi o voi docenti, se ci siete qui dentro, poi sapete, tantissimo ascolto noi facciamo e abbiamo, dicono sempre, beh, è peggio che dal medico vorrei essere da lei, perché c'è sempre la coda, tocca a me, insomma, per cui abbiamo file e file di genitori che vengono a parlarci. Poi chi sa portare il peso dell'ascolto? Voi magari psicologi ce lo insegnerete o potete insegnarci di più a fare questa cosa, perché nel momento in cui veniamo a conoscenza di alcune situazioni gravi, non è così semplice decidere come muoversi, perché esistono dei protocolli, ma io che sono nata come dirigente con dei protocolli, cioè sono arrivata baldanzosa e entusiasta della scuola e ho portato, ed è stato anche un punto di interesse secondo me, insomma, in molte scuole li hanno già, dei protocolli di accoglienza.
tentativamente mirati su il bambino disabile, il bambino straniero, il bambino adottato, il bambino con la famiglia mista, cioè cercando di dire guardate che ognuno è portatore di un bisogno diverso, lo dobbiamo guardare con attenzione, eccetera. Col passare degli anni mi sono resa conto che l'era dei protocolli doveva finire, nel senso che il protocollo è importante perché almeno ti ricordi delle procedure, ma non sarà mai il protocollo che ti dà la regola, perché il protocollo non può conoscere il bambino Antonio, cioè lui è lui con la sua storia, per cui non entra dentro il protocollo, è il protocollo che si deve aprire, casomai. E quindi è che nel momento in cui vengo a conoscenza di alcune informazioni, fosse anche quella di un maltrattamento, ci sono rischi di interventismo, secondo me assolutamente dannoso, perché poi partono appunto dei protocolli applicativi per cui tac, va bene, cioè non esiste più il bambino, la sua famiglia, ma chi era, il suo contesto, da dove viene, cioè c'è tutto un agito, non so se ne avete insomma esperienza, di tribunali, di cose che vanno avanti, ognuno mette il suo pezzetto secondo me, quella dinamica che vi provavo a rappresentare prima di una piazza in cui ognuno va per conto suo, per cui mi chiedo chi è che fa sintesi di tutta questa portata del problema. Quindi io vorrei introdurre, come dire, delle competenze altre, oltre a quelle che la collega ha introdotto, insomma, che secondo me sono dei bisogni della scuola. E sono il partire dal dato di realtà e non dalla teoria appunto dei protocolli. Cioè, la mia grandissima fatica come dirigente, per esempio, e chiedo molto su questo anche la collaborazione della psicologa, che pur facendo magari 100 ore da me non sono poi tante, proprio quella di cercare, e anche i miei docenti e anche gli assistenti sociali con cui lavoriamo, i microequip per esempio, a tutta questa realtà che ci gira intorno, di provare a restare ancorata al dato di realtà. Poi l'altro grandissimo bisogno che ho visto, cioè è una qualità che ho visto raramente in tante persone, l'ho vista raramente nei docenti, molto raramente, veramente, raramente anche negli psicologi e in tanti altri operatori, è la capacità di ammettere il proprio limite. Bisogna dire io qui sono in difficoltà. Io lo dico sempre ai miei docenti, se tu mi vieni a dire, guarda, io sono in difficoltà, hai tutta la mia stima. Perché dico, meno male, Gesù caro, vuol dire che sei normale? Se tu mi dici, tutto a posto, tutto sotto controllo, questo ragazzino, ho capito, mi sta dando un messaggio, è chiarissimo, tutto, io mi spavento, perché l'ho già visto, un film già visto più di una volta. Più la persona è sicura di aver già tutto sotto controllo, più sono sicura che, mal che vada, tenterà di applicare un protocollo. Metti che sia sincera, che ha veramente l'impressione di aver tutto sotto controllo, perché la realtà è molto più grande della nostra fantasia. Quindi bisogna, uno, stare molto aderenti al dato di realtà, e se voi fate, gli psicologi, non so se presenti, almeno quelli del questionario, interventi così a spot, come ahimè purtroppo per i motivi suddetti succede, non potrete mai garantire il dato di realtà, perché vi manca la possibilità, non avete gli strumenti, al di là della vostra grandissima buona volontà, non vi sarà concesso. Però se in quella scuola non ci sarà un preside che fa un po' di coesione, e oggi con la pazzia in cui ci troviamo, per cui le scuole sono tutte senza presidi, per cui insomma, lei è un esempio solare, cioè dall'infanzia, cioè come fai ad essere presente? Non puoi avere 3.000 studenti sotto di te e pensare di poter essere un punto di sintesi. Però alle volte io sento che manca proprio questo punto di sintesi e questa capacità dell'adulto in generale, dei professionisti anche, di ammettere che è competenza vera quella di dire io sono in difficoltà, ho un dubbio. Ci confrontiamo su sta cosa, non mi è chiaro come procedere, proviamo a confrontarci. Io lo considererei la competenza numero 1, non un'assenza di competenza, al contrario, cioè quella di dire voglio stare sul lato di realtà, e siccome la realtà è più grande di me, io ho bisogno che ci confrontiamo, perché altrimenti da solo posso anche rischiare di fare qualche guaio. Poi l'apertura alla categoria della possibilità e dell'imprevisto, perché a volte anche quella famiglia che ti pareva proprio priva di risorse scopri che ce l'ha una risorsa e che forse tu l'avevi anche sottovalutata, perché è facile etichettare, è facile usare quegli stereotipi di cui vi parlavo prima. Questo padre alcolizzato, la mamma così, come dire, cioè, non c'è niente da fare. Famiglia, ok, vediamo da un'altra parte, ma aspetta un attimo, ho guardato bene, perché se lì c'è una risorsa bisogna che la faccio venire a galla, perché poi
anche voi psicologi, cioè io vedo nella mia esperienza, molti genitori vi contattano a spot anche a voi. Ah, io sono andata dallo psicologo perché è tutto a posto. Ah, va bene, chi ha visto? Allora, sono stato 2 volte, dico, beh, al massimo 2 volte le avrà sottoposto un test dal quale sarà emerso qualcosina, ma come dire, il punto è, proviamo a mettere i riflettori sul suo bambino. Il suo bambino in questo momento non sta bene. Allora, lo psicologo ti ha fatto il test, magari dove è emerso che non c'è un deficit cognitivo, dove non ci sono, però proviamo a ritornare qui e a dire, ok, bisogna aiutarci, diciamo, e aiutare appunto le persone anche a osservare bene qual è questo dato di realtà. E a me piace questa frase di questo che è stato un premio Nobel per la medicina, che lui diceva: molto ragionamento e poca osservazione conducono all'errore. Molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità. Ecco, questa è una dote che anche se farete interventi a spot è importantissima. Tanta osservazione, cogliere indizi sia dei punti di forza, perché se ci sono bisogna a tutti i costi tirarli fuori. Ecco, stavo prendendo il filo prima, magari da voi vengono per 2 o 3 volte, cos'è che potete fare? I miracoli? Certamente no, non riesci ad agganciarlo, perché quella famiglia lì dovrà comunque osare i suoi passi. Ci saranno tutti i giorni le colazioni, i pranzi e le cene dentro quella famiglia in cui la famiglia userà il suo agito normale, nonostante vi abbia visto 2 o 3 volte, o se tutto va bene venga anche in terapia e vi veda settimanalmente. Però l'agito che cade di più sul figlio è quello quotidiano di sua mamma e di suo papà, per cui prima di tutto bisogna vedere dove c'è un punto di risorsa, perché tanto è lì che starà più di tutto. Se proprio però vediamo che punti di risorsa non ce ne sono, occorre tanta intelligenza, tanta passione, tanto cuore e coraggio per dire ok, qua bisogna prendere delle decisioni e quindi non mi ascolta nessuno, i professori non mi ascoltano, la preside non mi ascolta, andrò dai servizi sociali, devo andare da qualcuno, ma qualcuno mi deve ascoltare, quel bambino lì va aiutato in un altro modo e bisogna trovare delle altre strade. Ecco, la fantasia, prima mi ero appuntata che la dottoressa Negrizzolo aveva usato un termine dicendo che siete una realtà molto creativa e in effetti secondo me la fantasia è una qualità che occorre tantissimo, perché in questa realtà così complessa in cui viviamo a volte bisogna inventarsi strade nuove che non sono ancora state percorse. Brevemente, che non c'ho l'orologio, non mi rendo conto di quanto eventualmente fossi fuori, volevo fare solo 2 o 3 esempi semplici di esperienze, chiamiamoli così, di piccoli successi e di quello che ha permesso, secondo me, quel piccolo successo, che poi non vuol dire che la realtà sia tutta risolta. Ecco. Allora, innanzitutto funzionano i progetti condivisi, tra scuola e famiglia in particolare, dove può, anzi, secondo me è bene se interviene anche l'esperto. Alice, per esempio, è un esempio. Dalla disabilità molto molto grave ne è nata una risorsa incredibile, perché la famiglia ha superato il lutto grandissimo di una disabilità purtroppo irreversibile, ha cominciato a credere che questa cosa qui, cioè intanto a lottare, se riconoscete i genitori di bambini disabili sono dei lottatori notevoli, insomma molti sono dei grandi lottatori, però se ci mettiamo in squadra con loro possiamo portare a casa dei risultati interessanti, perché loro non hanno più paura di nessuno, dato che gli è già capitato tutto quello che gli poteva capitare, vanno avanti come treni, per cui a volte mettersi, come dire, in treno con loro è anche interessante. E conoscono, grazie o purtroppo insomma, in conseguenza della loro disabilità, anche più figure professionali. Ecco, io ho potuto conoscere sia degli psicologi sia degli operatori, pedagogisti, operatrice shiatsu, eccetera, che hanno portato dei contributi nel guardare la mia scuola con occhi diversi veramente interessanti. Marco, dico dei nomi, ma così è stata un'altra esperienza, nel senso che io ho provato a sperimentare anche strade, per cui ho provato a strade che mi risulta molti miei colleghi non percorrono, anzi qualcuno dice: ma come hai fatto? Ma dove hai trovato la normativa? Dico: guarda, se la fantasia manca a me per prima, sinceramente sono morta e quindi me le invento a volte un po', però io ho permesso che la famiglia pagasse lo psicologo perché venisse a scuola a progetto, facendo degli interventi proprio in qualche modo, fra virgolette, sostitutivi dell'insegnante di sostegno, laddove ancora non c'era l'insegnante di sostegno, laddove il bambino era molto in difficoltà.
Devo dire che alla scuola media me l'hanno cassato, perché siccome sono tutti appunto, no, il binario è quello, non si può uscire dal binario, dico, ma io esco dal binario solo e soltanto se ne vediamo un interesse di bene, se no, no. Però voglio dire, là dove non ho nessun motivo ostativo, perché la persona è seria, professionale, rispetta i canoni della privacy, e le famiglie della classe sono tutte informate, sono d'accordo, gli insegnanti ne vedono solo un vantaggio, perché mi devo impedire di fare una strada? La sua mamma e il suo papà non possono fare altro che eventualmente darmi questo contributo perché hanno la possibilità di pagarlo, perché devo dire di no a priori, perché non si usa? Vabbè, non si usa, si comincerà. Però c'è sempre un però, questa apertura non è gratis, perché alle volte ho visto, e quindi questo che vuol dire l'adesione alla realtà, che non è che dici guarda che bene, quindi qui almeno finché non ho trovato dei paletti ostativi, perché noi presidi non facciamo affatto quel che vogliamo, anzi abbiamo 1000 padroni sopra di noi, comunque dove ho trovato, e alla scuola primaria l'ho trovato, una grande apertura, intelligenza, disponibilità, così. Quello che poi mi sono accorta è che la famiglia in questo modo veniva in qualche modo veniva avallata la non capacità di vedere il vero problema del bambino. Ecco, per cui è stato un lavoro poi riprendere in mano anche la famiglia e dire ok che io ti vengo incontro, però tu devi essere serio su come stai guardando tuo figlio, perché non bypassiamo sempre il vero problema e perché tu puoi, cioè io cerco nei limiti possibili di essere garante che tu sia serio con tuo figlio, e quando poi il passaggio è stato evidente, cioè tu devi fare una valutazione seria di che cosa c'è in questo bambino, il dialogo è stato difficile, ecco, per cui voglio dire la fatica c'è, ecco, c'è, perché per quanto le strade che tenti possono essere buone, a volte la fatica rimane. Questi Morris e Nabu sono delle idee perché abbiamo tanti bambini stranieri e la cosa che ho visto interessante è far scattare la decisione personale, cioè la volontà di integrazione deve partire assolutamente da loro, altrimenti saranno sempre oggetto della nostra, in qualche modo, elemosina. Ecco, perdonatemi se la chiamo così, ma siccome sono madre di 2 bei neretti, dico sempre che gli africani sono descritti in modo che ci impietosiscano, o sono considerati dei delinquenti o sono bambini con le mosche sugli occhi, e quindi ci impietosiscono, dicono è ora di finirla, e comunque gli stranieri devono, i presenti in Italia, devono far scattare una loro decisione personale. Su quella, quando scatta, avvengono dei miracoli, perché si inseriscono benissimo e sono un esempio per la classe incredibile. Ho presente uno di questi giovanotti che non aveva voglia di fare niente e mi è capitato di dire alla sua famiglia: senta, io se fossi lei gli direi vuoi tornare in Africa, ti rispedisco quest'estate, vai a zappare la terra, così ti rendi conto di che cosa vuol dire, perché l'Africa, io che l'ho vista appunto, cioè, è dura, è l'altro pianeta ancora, è proprio un altro mondo. Allora è come dire, qui non vuoi impegnarti, tornatene a casa. L'hanno fatto e lo ha mandato d'estate e quando è tornato, cioè occorre anche osare, ecco, cioè dire ragazzo mio, non è che adesso ti metto quindi il progettino, l'articolo 9, ti do i soldi, ti faccio un piccolo corso di recupero, ragazzo devi tirarla fuori da te stesso il coraggio, se no nella vita non è che avrai sempre l'elemosina, anzi non devi assolutamente cominciare la tua esperienza qui chiedendo l'elemosina, viva Dio, perché tu hai tutto dentro. Le risorse ce l'hai, suo padre e sua madre gli aveva detto guardi che lei le risorse ce l'ha, perché non sono solo quelle economiche le risorse, sono quelle umane, e se tuo figlio non le tira fuori, gliele devi tirar fuori in qualche modo. Ecco, tramite questa Alice ho conosciuto questa personaggia incredibile che ho contattato, che fa yoga a scuola. Qualche collega, qualche insegnante mi ha guardata appunto a me come la marziana, e devo dire che ho anche qualche resistenza, altri invece hanno trovato, come dire, si è aperta una porta inesperata. Comunque, secondo me, in questo tempo stressato in cui tutti viviamo, anche solo fare dei corsi sul respiro, adesso qua ve l'ho messo per provocazione perché anch'io che sono un'iperrazionale, campana tibetana, quando me ne ha parlato, oddio, cioè, non so, però a volte riuscire in una classe che fa tanta confusione, attraverso semplicemente un suono dolce, così semplice, così, a spostare un attimo l'attenzione, uno dice così semplice, tutto qui, a volte sì. A volte è molto più semplice di quel che pensiamo, o l'uso del bastone di parola, però
Dico dei flash così, ma insomma non c'è il tempo di approfondire. L'altra cosa, secondo me, molto molto interessante è la comunità civile di cui parlavo prima, perché di risorse negli ambienti ce ne sono tanti, è che facciamo fatica a trovare il tempo per dialogare. Comunque sono nate delle realtà, delle piccole comunità, delle reti di comunità, anche di stranieri, che si aiutano, o un'associazione per lo sviluppo del talento, per esempio, che sono diventate una grande risorsa per la scuola. Secondo me dei piccoli flash, non so quanto anche il ruolo dello psicologo, dell'insegnante possa usare la propria fantasia per ripensare degli spazi. Questo secondo me è un altro capitolo interessantissimo sul quale mi piacerebbe da matti provare a mettere in ballo le mie risorse, ma le scuole nuove sono ben lontane da realizzarsi. Mi piacerebbe da matti immaginare anche altri spazi, perché i bambini anche a scuola sono compressi in una maniera pazzesca. Cioè, io credo che sarebbe ora di superare l'idea banchetti, tutti lì seduti su sto banchetto, a volte ancora uno a uno. Dico, cioè, facciamoli un attimo respirare, perché le aule a volte sono parecchio strette. Ecco. Poi, sempre grazie a quella bambina disabile, i giardini didattici e sensoriali che abbiamo tentato in piccolo di sperimentare, che poi possono essere vissuti da tutti gli studenti. Io dico, portate un bambino che deve imparare il testo descrittivo a camminare bendato, non so, sul giardino sensoriale, così a fare un'esperienza di sensi, e poi torna in classe e fategli fare il compito invece solo di restare solo sui vostri libri. Cioè, secondo me, ecco, luoghi di ascolto, luoghi da vivere nella città, insomma, sarebbe interessante guardare la realtà delle nostre scuole. Anche questa psicologa, pedagogista, operatrice Shiatsu mi ha dato degli occhi per vedere angoli della mia scuola che io non avevo mai visto. Si è accorta di cose che io non avevo mai visto e quindi mi ha aperto un mondo. Dico, ma pensa a te, ho sempre fatto sto corridoio, non mi ero mai accorta che c'era questa immagine che invece a lei l'aveva colpita, no? Per cui dico, guarda, a volte i colori, le cose, cioè, possono aiutare, perché il benessere di cui parlava giustamente non è che lo possiamo, cioè ognuno di noi potrà mettere un pezzettino, però cioè, anche gli spazi, anche cioè, tutto può collaborare, ecco. Ultima cosa, in parte già accennata, ecco, io vivo, come dire, un sogno, che questa vostra anche passione che state mettendo in atto e che vi sta muovendo anche a concepirvi come gruppo, come associazione, a me pare molto interessante, perché da soli non si va da nessuna parte, secondo me. Per cui il concepirsi insieme, il concepirsi associazione, secondo me è molto importante. Certo è che mi chiedo se è possibile, e se lo cerchiamo seriamente, un dialogo col sistema, perché che ci piaccia o no, io personalmente mi sento vittima del sistema, ve lo dico, cerco di sopravvivere usando la fantasia. Ecco, mi piace anche un'altra bellissima immagine che lascio anche a voi, perché quando nei momenti di depressione mi viene in mente, quindi mi consola, ed è l'immagine di una mostra che ho visto su San Benedetto, che è nato nel 480 d.C., quando l'impero romano era proprio in sfacelo, per cui arrivavano i barbari, bruciavano le città, violentavano le donne, distruggevano i monumenti. Roma ormai era in declino. Che cosa ha fatto? Dice, non ha puntellato l'impero, ha creato i monasteri, che sono luoghi di bellezza totale. Ecco. Allora io dico, nel nostro piccolino non possiamo puntellare un sistema che fa acqua da tutte le parti, però possiamo fare un luogo di bellezza. Ecco. Ma il sistema esiste, forse possiamo usare un dialogo, e secondo me le tre aree su cui bisognerebbe provare in qualche modo a tentare un dialogo sono la regione, perché ha trasferimenti economici significativi, e forse qualche soggetto umano, perché ecco, tolgo subito dalla mia mente anche un possibile rischio. Se li concepiamo come entità astratte non funzionerà mai. Invece dobbiamo trovare il soggetto umano lì dentro, giusto, quello che ha quella corda per cui la campana tibetana gli sveglia un sentire, per cui dice, porca miseria, cioè in effetti nella mia regione questa cosa qui manca tantissimo, mi devo impegnare perché quella cosa lì vada avanti. Questo è lo sforzo, quindi chiunque di voi è addentrato e magari conosce, dice, io ho un soggetto umano interessante, l'ho conosciuto, citatelo ai vostri responsabili, così vediamo se riusciamo a battere la porta giusta. Poi l'altra è l'università, perché io continuo a dire, nelle poche occasioni che ho per dialogare con qualcuno di loro, dico, ma voi perché state studiando, scusate?
perché il rischio è che la scuola vada sul suo binario e l'università va per il suo. Dico, ma guarda che magari ci intersechiamo un pochino. L'unica possibilità di intersezione che vedo è accogliere i tirocinanti, ne accolgo sempre tanti, devo dire, e sono anche... Però mi piacerebbe anche appunto che l'università potesse inventarsi dei progetti pilota, quindi trovasse questi predetti soldi e potesse, ecco, realizzare, ce ne sono, ecco, allora non arrivano fino alla mia scuola, ma potessero alcuni progetti proprio diventare dei modelli che poi per esempio la Regione Veneto può sposare e aprire. E poi l'ufficio scolastico regionale che magari se qualche volta dal pianeta in cui è almeno prende una navicella e si avvicina alla terra, magari ci fa bene. Ecco. Così, poi volevo mettere un'immagine, ho avuto tempo, un buon cammino, perché siamo tutti in cammino, insomma una bella fatica, però possiamo provare a farla insieme. Ecco. Grazie.